Buongiorno a tutti. Oggi dal Parlamento europeo sono felice di comunicarvi che finalmente la prima legge europea sul clima è realtà. Abbiamo infatti votato l'accordo e da questa settimana l'Unione Europea ha un obiettivo collettivo a lungo termine che ci porterà ad essere il primo continente al mondo libero da emissioni di CO2 entro il 2050. La legge sul clima, cuore del Green Deal europeo, orienta la strategia di crescita europea verso la sostenibilità ambientale, garantendo allo stesso tempo una transizione graduale ed equa che non lasci indietro nessuno. Del resto la pandemia ci ha brutalmente dimostrato la correlazione tra l'ambiente e la nostra salute e i piani di ripresa ci offrono la possibilità di ricominciare seguendo una nuova rotta. È un'occasione unica che non possiamo permetterci di perdere. Un altro tema su cui ci siamo concentrati anche attraverso manifestazioni pubbliche è quello dei diritti sessuali e riproduttivi. Nel corso della seduta plenaria, infatti, abbiamo approvato un testo che ci impegna a riconoscerli quali diritti umani e che affronta i delicati temi dell'educazione sessuale, della contraccezione, del trattamento della fertilità, della salute, della maternità e del diritto all'aborto. Le destre di diversi paesi europei hanno condotto una campagna di disinformazione per cercare di screditare questa importante risoluzione, ma il gruppo dei socialisti e democratici, di cui faccio parte, insieme ai miei colleghi del PD, non hanno fatto un passo indietro. Ognuno deve essere libero di gestire il proprio corpo nella massima libertà, potendo disporre dei servizi sanitari basilari e degli strumenti educativi e informativi necessari per esercitare in modo consapevole i propri diritti. Il report sui diritti sessuali e riproduttivi sarà determinante, soprattutto in quei paesi europei in cui i diritti delle donne, le libertà e la stessa uguaglianza faticano ad essere riconosciute. Come ha ricordato in questi giorni Mario Draghi, l'odio, l'intolleranza e le discriminazioni non hanno posto nella nostra Unione. Faremo quindi di tutto per garantire alle giovani generazioni il diritto di essere se stessi e di amare chi si desidera.